Ragù. Ricordo che da quando ero in cuna, ho sempre visto la mamma a cucinar e tanto tempo dedicar lavorando de corteo e mezzaluna. E adesso vi svelo un suo segreto de come fare a modo suo un ragù perfetto. Una volta che c'era poche finanze, questo c'era un piatto da festa, molto nominale nelle usanze, ma abbastanza raro in toia di gente mesta. E a casa nostra, se c'era sostanze, in occasione di qualche festa e de buon matin, a mamma armeggiava l'esta intorno a un certo fagottin. Dentro che c'era una roba per me schifosa, de carne cruda masenà, tutta rosa. Do spigui de aio in teccia a sfrigolar metteva, con l'olio de semi, e tutta la casa, do camere e cucina, sapeva già il menù presto alla mattina. Aiutavo anche a me, la me mandava fuori in orto a torghe 3 carote col ciuffo corto, accompagnata da 1000 raccomandazioni de guardar ben, vista l'età mia inesperta de coga bambina, che non che portasse dentro 3 raise de creme. La tritava con la mandolina, mesa a segue a 3 carote e de sedano una costina, tutto senza premura, fin, con tanta cura, per far anche bella figura. Poi buttava tutto in teccia a rosolare, ma prima cavava l'aio, l'altro compare. A sto punto la carne dal fagottin de oro sbrissava dentro in teccia, smisiada pian col soffritto, con mano accurata de chi tende un tesoro. Dopo arrivava il turno infin del sal grosso, del pevare e de mezzo gotto de vin e de 2 stecchetti d'un'altra spezia bea che profumava l'aria e tutto il resto, a canea. Girando sto sugo guaiva, aspettava finché a carne, sposando e verdure, tutta l'acqua asciugava, in fondo a teccia un velo de olio restava, sempre con Dio con tante premure. Intanto il profumo, fuori dalla cucina, arrivava fin dal tineo della nostra vicina. E a mi putea sti rituali e aromi intensi mi ricordava il prete che spargeva incensi. Dopo aver cavà stecca de canea, si no da gusto massa forte a mamma disea, andare in teccia per ultimo già era destinato il pomodoro. Cambiando colore al sugo tutto devoto, che migliorava così tanto l'aspetto che completava in rosso sto capolavoro. A fuoco spento, con cucciaro de legno assaggiava e mi vicin aspettavo un commento. Buon, perfetto, e il cucciaro in aria amenava, e sta ambasciata me dava con far contento. Presto, va a dirgli al papà che il ragù se preparà. Col ragù de sta risetta mangiava una famiglia completa. E se ne avanzava un poco a mesodì, se faceva un risotto al giovedì.